La situazione in Venezuela non è semplice, ma speriamo presto che si arrivi a capire cosa è successo e che lui possa tornare ad abbracciare la sua famiglia. A parlare è Alessia Durante, che nella tragedia di Los Roques del gennaio 2008 perse il fratello Paolo, la cognata Bruna e le due nipotine Emma e Sofia. Il pensiero di Alessia oggi è rivolto ai familiari di Ugo Marino, l'uomo che guidò l'operazione di ricerca del velivolo sul quale viaggiava la famiglia di Ponzano con altri 4 italiani. Di lui da 6 mesi non si hanno più notizie. La sorella di Paolo esprime tutto il suo dispiacere per quanto sta accadendo ad Ugo. Prezioso aiuto, dice Alessia, per la risoluzione del nostro caso. La donna rivive quei mesi, anni d'angoscia, di attesa, di speranze che lei, insieme alla sua famiglia, hanno vissuto aspettando notizie dal Venezuela. Gli stessi sentimenti che stanno affrontando i parenti di Ugo Marino. È stato commovente sentire il disperato appello della mamma, immaginare l'attesa dei suoi figli, cosa stanno pensando, i familiari. Non sapere cosa sia accaduto ad un tuo familiare è come precipitare in un abisso, spiega Alessia Durante. E siamo vicini alla sua famiglia perché conosciamo l'angosciante sensazione che si vive nel non sapere cosa può essere accaduto a un proprio caro. È come cadere in un abisso, tanti scenari spaventosi ti si presentano, così come è stato per noi vivere tutto quel tempo senza avere delle risposte.